Approvata la finanziaria terra alla Regione Siciliana, priorità all'emergenza idrica, fondi agli enti locali e alla sanità per l'abbattimento delle liste di attesa. Consegnate le opere della rete fognaria di Cannatello e Zingarello, realizzate oltre 20 km di condotte. Resi noti dall'INAIL i dati sugli infortuni sul lavoro in Sicilia, un decremento di circa l'1,10% rispetto allo scorso anno. Ricordata a Favara la giornata mondiale del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo. Visita del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Salvatore Longo ai reparti di Lampedusa e Pantelleria, controlli amministrativi all'attività effettuate a Licata dai poliziotti del commissariato in collaborazione con quelli di Agrigento. La Guardia di Finanza di Porto Empedocle sequestra 60 imbarcazioni dal diporto al Lido Rossello. Bilancio delle attività sociali della Giornata Mondiale del Rifugiato e le nuove iniziative dell'associazione TS Cometa. 2 nuovi appuntamenti con le vie del cibo di lunga vita a San Giovanni Gemini e a Ribera. Intervista al giocatore che portò l'Agragas in Serie D, che torna a vestire la maglia bianca-azzurra, Alfonso Cipolla. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 8 agosto. La nuova manovra finanziaria predisposta dal governo Schifani è approvata dall'Assemblea regionale siciliana, mette sul tavolo 339 milioni di euro per affrontare alcune sfide più urgenti della regione, con un'attenzione particolare all'emergenza idrica, al sostegno degli enti locali e al sistema sanitario, il nostro servizio. La nuova manovra finanziaria predisposta dal governo Schifani, approvata dall'Assemblea regionale siciliana, mette sul tavolo 339 milioni di euro per affrontare le sfide più urgenti della regione, con un'attenzione particolare all'emergenza idrica, al sostegno agli enti locali e a quello sanitario. Uno dei punti cardine riguarda proprio la crisi idrica. Vengono destinati 11 milioni alla protezione civile per far fronte alla siccità e agli eventi calamitosi, mentre 32 milioni saranno impiegati per garantire il funzionamento dei dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle. Ulteriori risorse pari a 6,2 milioni di euro andranno alla progettazione di interventi nelle varie dighe siciliane. Per aiutare i comuni a fronte dei maggiori costi nella gestione dei rifiuti sono stati stanziati 45 milioni, premiando con una quota maggiore 25 milioni quelli che hanno raggiunto almeno il 60% di raccolta differenziata. Sempre agli enti locali sono stati destinati 15 milioni per progetti di videosorveglianza e oltre 8 milioni per l'acquisto di nuovi scuolabus. C'è spazio anche per la manutenzione del territorio, con 55 milioni che vanno alla riqualificazione straordinaria delle strade della provincia, 5 milioni perverranno per interventi nelle scuole pubbliche. Particolare rilievo viene data anche alla spesa sociale, rifinanziata la linea B della legge sulla povertà. Agli enti che si occupano di accoglienza e ricovero di indigenti vengono destinati 3 milioni di euro. Il fondo per le persone con disabilità viene ulteriormente incrementato di altre 10 milioni a dimostrazione di un impegno crescente sul fronte dell'inclusione. Quindi un investimento strategico di oltre 66 milioni distribuito nei 3 anni sarà dedicato alla sanità. L'obiettivo è chiaro: ridurre i tempi di attesa e rendere i servizi più accessibili a tutti i cittadini. Sulla materia interviene il Presidente della Regione Schifani, che esprime grande soddisfazione per l'approvazione in aula all'Ars della manovra terre, affermando che è un provvedimento importante reso possibile grazie a maggiori entrate per circa 500 milioni di euro. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di immettere immediatamente le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, oltre che porre particolare attenzione al sociale, allo sviluppo
due pilastri fondamentali per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini e sostenere la crescita del nostro territorio. Grazie all'azione di questo governo abbiamo registrato maggiori entrate per 500 milioni che subito abbiamo destinato a varie fasce con la legge approvata oggi. Le fasce sociali, gli scuolabus, le liste d'attesa per incentivare i medici a fare più straordinario, a battere le liste d'attesa, i maggiori costi dei comuni che esportano i rifiuti all'estero in attesa che si realizzino i termovalorizzatori per i quali già siamo molto avanti. Allora ecco, questo è il dato che registriamo. Abbiamo lavorato in piena estate, abbiamo finito adesso con grande senso di responsabilità, andiamo avanti perché questa Sicilia sta finalmente crescendo a crescere seriamente. Ad Agrigento consegnate opere sulla rete fognaria di Cannatello e Zingarello, opere per circa 4 milioni di euro. Sono state consegnate a Palazzo di Città ad Agrigento, alla presenza del subcommissario per la depurazione delle acque Totò Cordaro, del sindaco Miccichè, i lavori relativi alla fognatura delle zone marinare di Cannatello e Zingarello, appaltate dalla struttura del commissario straordinario unico all'impresa esecutrice Phoenix Consorzio Stabile, società consortile di Bologna, con la consortiata Atella SRL di Favara, per un importo di 4.340.000 euro oltre IVA. Sono state realizzate condotte pari a 20 km, 800 metri. Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi volti alla riorganizzazione del sistema fognario a servizio della fascia costiera del comune di Agrigento, in particolare del sistema di raccolta, adduzione e sollevamento e recapito delle acque reflue al nuovo depuratore a servizio della fascia costiera di Agrigento, comune di Favara, provenienti dagli insediamenti residenziali delle zone costiere Zingarello e Cannatello. Anche l'assessore al territorio esprime la sua soddisfazione. Giusy Savarino afferma come questa importante infrastruttura permette di rispondere a una procedura di infrazione europea e allo stesso tempo, con il nuovo impianto fognario, i depuratori, la meravigliosa costa agrigentina compie un passo avanti per ottenere la bandiera blu. E oggi consegniamo alla città, e sono davvero lieto e ringrazio il sindaco per la sua accoglienza, 20 km di fognatura che ricordo di avere trovato in una situazione sicuramente non favorevole, ma ricordo anche di avere sbloccato quasi subito, e di questo oggi voglio ringraziare, perché no, la procura di Agrigento. C'era una zona sotto sequestro, credo, se devo ricordare male, al villaggio Mosè, non so da quanto tempo. Ho trovato grande sensibilità ed immediata soluzione in un rapporto istituzionale che ho curato e che in questi anni ha dato i suoi frutti. Oggi li dà per Agrigento. Inauguriamo e consegniamo alla città la fognatura che diciamo libera e mette in regola le contrade di Zingarello e Cannatello, e quindi io credo che questo sia un intervento che con determinazione, con competenza e, lasciatemi dire, anche con qualche capacità amministrativa stiamo negli anni mettendo al servizio della Sicilia, e conto entro la fine del mandato, nell'agosto del 26, di poter dimostrare, di poter rappresentare a coloro che ci ascoltano un fatturato assolutamente attivo nell'interesse esclusivo dei siciliani. Si punta sempre più a far diventare bandiera blu il mare anche agrigentino? Guarda, questa è una scommessa importante e a me fa piacere questa domanda, perché io credo che questa straordinaria provincia, con delle coste eccezionali, certo poi tutti guardano alle coste bianche di Real Monte piuttosto che a Punta Secca, piuttosto che a beni dell'UNESCO, ma questa costa è tutta straordinaria, da Menfia a Sciacca. Abbiamo un mare bellissimo fino ad Agrigento, stiamo chiudendo tutta una serie di situazioni che da decenni finivano per buttare le acque non depurate a mare, non soltanto sporcandolo, ma soprattutto non rendendolo fruibile e creando anche situazioni sanitarie e igieniche
non sempre favorevoli. Io sono convinto che Agrigento, il suo litorale, quello suo e quello della provincia, possa lavorare con l'aiuto di una classe dirigente e di un'amministrazione virtuosa a questo obiettivo, che sarebbe un fore all'occhiello e che in qualche modo, se dovesse capitare, mi sentirei quota parte anche un po' mio. Un'opera che è iniziata diversi anni fa e fortemente questa amministrazione ha voluto che si portasse a termine. Oggi arriverà il subcommissario, quindi Salvatore Cordaro, che consegnerà questa rete da poco realizzata. A seguito seguirà, proprio che chiedevo poco fa agli ingegneri, è quasi addirittura d'arrivo il mega depuratore che servirà proprio la parte del villaggio musei e dei quartieri anche limitrofi, che era in grande sofferenza perché era stato progettato inizialmente con una dimensione inferiore a quello che ora la densità demografica invece necessita. Infortuni sul lavoro, l'INAIL comunica i dati rilevati in Sicilia nel corso del primo semestre 2025, si registra un lieve decremento dell'1,10% rispetto al dato dell'anno scorso. Infortuni sul lavoro, l'INAIL comunica i dati rilevati in Sicilia nel corso del primo semestre 2025, che fanno registrare un lieve decremento del fenomeno infortunistico, meno 1,10%, superiore a quello nazionale pari allo 0,06%. La flessione nelle gestioni del settore agricoltura e dello Stato presenta un decremento di oltre il 2%, quello maggiore sia invece nella gestione per conto dello Stato, dove si registra un meno 6%, utilizzando i dati simbolo del settore dell'attività economica, assistiamo a maggior numero di eventi infortunistici nel settore della sanità e l'assistenza sociale, 1132 i casi denunciati nel primo semestre del 2025, seguito dal settore delle costruzioni con 833 denunce e da quello del commercio, che comprende anche la riparazione di auto e moto, con 796 denunce di infortuni sul lavoro. Il 17% degli infortuni denunciati avviene nel percorso casa-lavoro. L'andamento degli infortuni in itinere, cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa, si caratterizza in Sicilia per un incremento del 2,3%, esattamente da 2.183 registrati al 30 giugno 2024 si va a 2.233 denunciati nel primo semestre del 2025. I dati nazionali registrano al contrario al 30 giugno del 2025 una lieve flessione pari allo 0,13%. Le tre province siciliane che al 30 giugno 2025 hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono Catania con 3.815 denunce, pari al 29% del totale isolano, Palermo con 3.089 denunce, pari al 23,4% del totale siciliano, e Messina con 1.526 denunce, pari all'11,6% del totale complessivo isolano. 43 denunce di infortunio con esito mortale nel primo semestre del 2025. Si sono registrati infatti 43 denunce che hanno avuto un esito sfavorevole mortale a fronte delle 41 presentate nello stesso periodo del 2024, con un incremento del 4,9%. In Italia nel primo semestre del 2025 si sono registrate 502 denunce di infortunio con esito mortale rispetto alle 469 registrate invece nel periodo del 2024. Pertanto il fenomeno degli infortuni mortali nell'isola è stato meno impattante rispetto al contesto nazionale. Oltre il 55% delle denunce della malattia professionale sono legate a patologie del sistema osteoarticolare. Nei primi 6 mesi del 2025 sono state infatti 866, di cui 484, pari a oltre il 55%, per patologie legate al sistema osteoarticolare o del tessuto connettivo,
In Italia invece sono state presentate nei primi mesi del 2025 50.986 denunce di malattia professionale, di cui 31.000, pari a oltre il 60%, legate sempre al sistema osteoarticolare. Rispetto ai dati dello stesso periodo dell'anno precedente, l'incremento regionale delle denunce delle malattie professionali è stato del 7% a fronte di un più 12% a livello nazionale. Ricordata oggi a Favara la giornata nazionale del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, con una manifestazione a cura dell'Associazione Italiani in Europa. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. La giornata nazionale del ricordo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo è stata ricordata oggi a Favara, su iniziativa dell'Associazione Italiani in Europa, presieduta dall'avvocato Danila Sollazzo, con il presidente onorario Giuseppe Arnone, presso il cimitero di Piana Traversa, ai piedi del monumento che ricorda i lavoratori, i minatori morti durante il compimento del proprio lavoro. Si sono riuniti il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, quello di Agrigento, Francesco Miccichè, presente il parlamentare Lillo Pisano e con loro naturalmente gli esponenti dell'associazione e tantissimi emigrati che, ritornati a Favara per le vacanze, hanno voluto presenziare a questo importante appuntamento. Il giorno dell'8 agosto ricorda la tragedia di Marcinelle, la miniera del Belgio dove morirono tantissimi italiani, e proprio la sicurezza sui luoghi di lavoro è il tema principale affrontato anche negli interventi della manifestazione di questa mattina. Ma sentiamo le interviste. L'8 agosto 1956 morirono 136 italiani, di cui 5 siciliani. Oggi ne ricordiamo il sacrificio per aver dato lustro e soprattutto con le loro braccia aver dato e rafforzato l'economia di un'Italia che nel dopoguerra era stata sconfitta e che in virtù dell'accordo tra l'Italia e i paesi europei noi davamo braccia ai giovani e loro ci davano del carbone a prezzo scontato. È una storia triste. Oggi, nella ricorrenza della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, come ogni anno noi siamo qui per ricordare queste gesta e soprattutto la loro memoria, per far conoscere alle giovani generazioni come è nata l'Italia nel dopoguerra. Purtroppo ancora si piange per morti sul lavoro. È una tristissima piaga che tutti noi, a parte le norme che sono derivanti per legge di approvare nei cantieri del lavoro, ci sono sempre purtroppo i morti. Oggi l'Italia è uno dei fanalini di coda rispetto a questa classifica triste. Speriamo che il legislatore e soprattutto il sacrificio che hanno offerto i nostri lavoratori possa funzionare come un freno rispetto alla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è la prima cosa che bisogna attivare. Sì, oggi per noi è doveroso, ma lo facciamo da tantissimo tempo. Fortunatamente la sensibilità nella nostra città, legata anche al fatto che siamo stati una città mineraria, una città di zolfatai, quindi abbiamo chiaramente l'idea di cosa succede e quali sono i sacrifici, lo ricordiamo ogni anno. Adesso c'è anche un invito da parte della prefettura a rendere questo giorno un giorno, una ricorrenza da ricordare tutti, ma è bello sensibilizzare questi giorni, i sacrifici che si sono fatti nel passato, ma soprattutto che le stragi sul lavoro purtroppo continuano e non hanno ancora fine. Nel 2025 pensare che ci possano essere ancora vittime sul lavoro è qualcosa di veramente allucinante. Sì, oggi ci troviamo a Favara e alle mie spalle c'è il monumento in memoria delle vittime delle miniere, ma anche, come dicevi tu, bisogna ricordare tutte le vittime del lavoro che giornalmente, ahimè, rappresentano una piaga per la nostra società. L'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio ci fu una tragedia tremenda dove morirono 162 minatori e di cui 136 erano italiani, 5 erano siciliani e 2 proprio agrigentini, Baio e Reale. È importante la presenza nostra qui, è importante anche farlo ricordare ai nostri giovani, perché gli antenati, i loro antenati sono quelli che poi hanno formato l'economia dei nostri territori. Io voglio ricordare non solo le vittime di Marcinelle, ma tutte le vittime veramente che ogni giorno cadono sul posto di lavoro, perché oggi la vittoria, come dicevo poco fa nel mio intervento, è quello di mantenere la sicurezza più alta possibile all'interno del posto di lavoro. È una cosa gravissima che ogni giorno muoiono 1-2 persone ancora, diciamo, nel 2025 in Europa.
in Italia soprattutto, quindi soprattutto rafforzare i controlli per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Longo, ha visitato i reparti presenti nelle isole di Lampedusa e Pantelleria. Il servizio. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Salvatore Longo, ha visitato i reparti presenti nell'isola di Lampedusa e di Pantelleria, che hanno rappresentato un ulteriore emblematico e concreto segnale di vicinanza del vertice dell'Arma alle comunità e ai reparti più distanti dal centro, il cui personale è stato aumentato con servizi provvisori anche per affrontare le esigenze del periodo estivo, creando sinergie e mettendo a sistema le componenti specialistiche, quella navale, forestale e mobile, dell'Arma con quello che è il cuore pulsante, cioè l'Arma sul territorio. A Pantelleria è stato accolto dai comandanti delle stazioni dei Carabinieri territoriali della Polizia Militare presso l'Aeronautica del Nucleo Forestale, nonché dal comandante della motovedetta, e ha incontrato una rappresentanza delle varie componenti dell'Arma presenti sull'isola. A seguire il generale Longo si è recato presso l'isola di Lampedusa, accolto dai comandanti della tenenza della stazione Carabinieri della Polizia Militare presso l'Aeronautica, del Nucleo Forestale, del comandante della motovedetta, nella sede della tenenza cittadina. Ha salutato i militari dei vari reparti che operano nell'isola e visitato successivamente l'hotspot dove presta servizio anche il personale dei Carabinieri. In entrambe le visite il generale Longo ha ringraziato i Carabinieri per il quotidiano impegno profuso al servizio delle comunità. In particolare il comandante ha evidenziato l'ottimo lavoro svolto, l'importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle stazioni dell'Arma delle porte della speranza sia a Pantelleria che a Lampedusa. Il comandante generale è salito a bordo delle motovedette classe N800. Oltre a ciò ha ringraziato le delegazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, ricordando come non si smetta mai di essere carabinieri. Quindi, in ultimo, il comandante generale ha rimarcato come i suoi incontri ai reparti servono per mettere a sistema qualche correttivo volto a migliorare i processi operativi per renderli sempre più funzionali alle esigenze della comunità sul territorio italiano. E nella serata di ieri il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, congiuntamente a quello della divisione Pasi della Questura di Agrigento, ha effettuato un'attività di controllo amministrativo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte dei titolari di vari esercizi pubblici. L'operazione ha interessato 3 esercizi commerciali del tipo pub e bar ubicati nel centro storico di Licata, area particolarmente frequentata nelle ore serali da giovani provenienti dai vari comuni vicini. I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di accertare varie violazioni. In particolare, i titolari di 2 attività saranno deferiti all'autorità giudiziaria per aver organizzato serate dantanti in attesa della licenza di pubblica sicurezza. Nel corso della medesima attività ispettiva sono state rilevate violazioni di natura amministrativa, l'assenza dell'autorizzazione comunale in materia di inquinamento acustico. Tali irregolarità sono state formalmente contestate ai titolari degli esercizi commerciali. Continua l'attività dei controlli amministrativi nella Questura di Agrigento nei territori della nostra provincia. Blitz sulla spiaggia di Lido Rossello a Realmonte, poco meno di 60 maxi imbarcazioni da diporto sono stati posti sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza della tenenza di Porto Empedocle, che hanno identificato e denunciato a piede libero quasi tutti i proprietari. Le fiamme gialle durante il blitz hanno contestato il deturpamento della spiaggia, l'occupazione abusiva del suolo demaniale. Le imbarcazioni erano ormeggiate a pochi metri dalla battigia
grazie all'uso di cavitelli in cemento che erano stati interrati sotto la sabbia, sequestrate anche diverse barche che si trovavano sulla spiaggia. Ora i diportisti dovranno rispondere dei reati per i quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Sono stati celebrati oggi nella chiesa madre di Capaci i funerali di Simona Cinà, la giovane pallavolista di Capaci trovata senza vita sabato scorso nella piscina di una villa di Bagheria. La salma è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia eseguita al Policlinico di Palermo. Il sindaco di Capaci, Pietro Pucci, ha proclamato il lutto cittadino. E Simona Cinà sarebbe morta per annegamento. Non è stato chiarito l'orario del decesso. L'autopsia avrebbe escluso un infarto, patologie congenite silenti. Nei polmoni è stata ritrovata dell'acqua. Non è chiaro però se sia finita sott'acqua e sia affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o se a provocarlo sia stata l'assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertarlo sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici. Quello che bisognerà capire è se questo annegamento è stato causato per un malessere o causato da qualcun altro, ha detto una cugina di Simona. È difficile pensare che una ragazza sportiva che sa nuotare bene non sia riuscita a salvarsi e che anneghi in questo modo in una piscina alta massimo 2 metri. Dobbiamo quindi sapere se è stata male o è poi caduta in piscina o è morta per annegamento e perché, se ha perso i sensi ed è caduta in acqua. Abbiamo fiducia nella magistratura e in quello che sta facendo. Con Emilio Agnello, presidente dell'associazione TS Cometa, abbiamo tracciato un bilancio delle attività sociali della Giornata Mondiale del Rifugiato, ma anche in prospettiva le iniziative in itinere. Sentiamo lo stesso Agnello. Emilio Agnello, presidente dell'associazione Cometa, un bilancio dell'attività sociale dell'associazione Cometa nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato, ma anche in prospettiva le iniziative in itinere. Allora sì, possiamo trarre un bilancio iniziale per quanto riguarda le attività che sono state collegate alla celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che come sappiamo ricade il 20 giugno di ciascun anno e che è stata celebrata nell'ambito appunto dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione nei comuni di Comitini, di Santa Elisabetta e della Calmuto. In questi comuni si sono svolte delle attività molto interessanti che hanno avuto il principale scopo quello di sensibilizzare la popolazione e le comunità appunto di accoglienza sulle tematiche legate ai richiedenti o ai titolari di protezione internazionale. Sono state attività che hanno coinvolto direttamente i nostri beneficiari, sono state varie e diversificate, attività culturali, sportive e musicali. Queste comunque attività stanno continuando perché la nostra associazione sempre con il contributo dei comuni e dei progetti appunto del Ministero dell'Interno anche sta promuovendo e sostenendo alcune iniziative in questi paesi sempre che prevedono il coinvolgimento dei nostri beneficiari, iniziative teatrali e anche per esempio attività di animazione perché verranno diciamo erogate nei confronti per esempio degli ospiti del progetto di Comitini, insomma tante iniziative che hanno lo scopo sempre di tenere alto il livello di attenzione su queste tematiche che come sappiamo spesso sono oggetto di luoghi comuni, oggetto di tante ostilità gratuite e invece noi dobbiamo cercare di fare contrappeso a questa invasione di false informazioni rispetto agli stranieri
si fa contrappeso attraverso appunto queste attività e promuovendo diciamo, gli esempi positivi e quello che tanto c'è invece nella popolazione straniera che contribuisce alla vita di tutti i giorni di questo paese, contribuisce al motore economico di questo paese e a volte veramente trovo fuorvianti determinati ragionamenti che spesso si portano avanti. Immaginiamo se un giorno tutti gli stranieri presenti in Italia decidessero di fare sciopero. Cosa succede? Linea alla regia per la pubblicità. Grande partecipazione ieri sera a San Giovanni Gemini per un nuovo appuntamento delle vie del cibo di lunga vita. Sentiamo il sindaco Zino Zimbardo e l'assessore al turismo Giuliana Giambrone. Siamo a San Giovanni Gemini, la terza edizione di Monte di Vini, organizzata con la collaborazione di Slow Food e la Proloco locale. All'interno di questo bellissimo evento proponiamo e sponsorizziamo il progetto Le Vie del Cibo della Lunga Vita. Tutti i prodotti tipici del territorio e attraverso questi prodotti possiamo veramente raccontare la cultura e la tradizione del nostro popolo, le nostre origini. Questi prodotti fanno parte anche della dieta mediterranea, che costituisce l'alimentazione della nostra cultura. E quindi grazie alla dieta mediterranea ci sono molti longevi nel nostro territorio. È un progetto dove si creano presupposti di grande sviluppo per il territorio. San Giovanni e i Sicani insistono un sacco di ristoranti dove abbiamo un numero di coperti veramente notevole, tra San Giovanni e Cammarata circa 3.000 coperti, e abbiamo strutture ricettive e questo è anche un volano per cercare di sviluppare e incentivare le persone a venire nel territorio dei Monti Sicani, ricco veramente di tante bellezze sia naturalistiche, e poi possiamo raccontare del nostro cibo che rappresenta cultura e storia. Abbiamo un alto livello di longevità in questo comune. Basti pensare che ci sono 6 ultracentenari comunque in una popolazione di poco più di 7.000 abitanti. Un grande tasso è quello femminile. Sicuramente le donne in questo comune sono custodi silenziose di uno stile naturale e sano di alimentazione. Nella mia famiglia abbiamo un'esperienza personale in quanto la mia bisnonna ha vissuto ben 107 anni, arrivando fino alla fine della sua vita in maniera assolutamente brillante, sicuramente grazie a quello che è lo stile alimentare che si conduce in questo bellissimo paese. Anche Ribera si è resa protagonista delle vie del cibo di lunga vita promosso dalla SMAP di Bivona, come ci testimonia il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e il ricercatore dell'Università di Palermo Vincenzo Naselli. Le vie del cibo della lunga vita viene fuori proprio da questi dati. Nel nostro comprensorio dell'Interno dei Sicani abbiamo verificato che sono in vita tantissimi ultracentenari. Ribera ne ha 7. Siamo stati a fare visita allo zio Peppe Neri che ha compiuto 108 anni. Ce ne sono tantissimi altri, tanti ultranovantenni, e quindi è venuta fuori questa idea bella e importante che promuove il territorio, ma soprattutto le eccellenze del nostro territorio, che sicuramente hanno contribuito negli anni a garantire la salute, perché i nostri prodotti hanno delle qualità salutistiche che sicuramente, se fatte conoscere e portate all'attenzione di tanti, potranno aiutare anche sotto questo aspetto a far vivere meglio e più a lungo i nostri concittadini. Noi abbiamo un evento a fine novembre all'interno di questo circuito per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare del nostro comprensorio con la nostra Arancia DOP, con l'eccellenza di Ribera che conosciuta in tutto il mondo, che ormai ha conquistato i mercati internazionali, e ci sarà questo appuntamento con la regina della dieta del Mediterraneo della nostra Sicilia. E quindi andiamo avanti con questo percorso, facciamo conoscere questo nostro territorio, queste aree interne dei Sicani per le quali si sta investendo tanto anche in infrastrutture viarie per far sì che tanti visitatori possano raggiungere ancora più facilmente questi nostri territori e apprezzare e conoscere le nostre eccellenze. È il frutto, una risultante di diversi fattori che interagiscono tra loro.
tra cui l'osservazione quotidiana a un regime alimentare sano. Abbiamo anche un ambiente sociale che contribuisce al benessere sociale e ovviamente anche l'attività motoria esposta alla luce che ci permette di fissare la vitamina D e il calcio, importante per gli uomini ma soprattutto per le donne. Ancora i piccoli contesti territoriali che offrono questa possibilità. La dinamicità delle città non offre grandi aspetti se non riservata a una longevità di tipo genetica. Invece si è visto appunto che oltre all'aspetto genetico sono molto significativi i contesti sociali in cui vive l'uomo. I legami affettivi sinceri, il poter interloquire a livello sano con molti coetanei, il rispetto per la persona stessa e delle sue esigenze a livello sociale, questo funge tantissimo come aspetto cruciale della longevità. E questa mattina, con una giocata del 10 e l'8 ogni 5 minuti presso la ricevitoria numero 5 di Pullara a Deborah di via Roma a Porto Empedocle, sono stati vinti 50.000 euro. Lo scommettitore ha chiesto una giocata elaborata direttamente dalla macchina, centrando 9 numeri su 10 con l'oro. Se fosse uscito il 10° numero, si sarebbe portato a casa 2,5 milioni di euro. E da Mezzina vediamo un servizio sui disagi nella viabilità nel cuore di Santo Stefano di Camastra. Con l'arrivo dell'estate la cittadina stefanese si ritrova ancora una volta a fare i conti con un traffico urbano sempre più caotico e difficilmente gestibile, soprattutto all'interno del centro storico. A peggiorare la situazione è la perdurante chiusura di Piazza Liborio Gerbino, dove da oltre 6 mesi una profonda voragine ha reso inaccessibile l'area, causando notevoli disagi alla circolazione. La piazza, situata in un punto nevralgico per la viabilità e per le attività commerciali legate alla ceramica, settore identitario per l'economia locale, rimane completamente transennata. Ne risultano attivi piani per la gestione del traffico che potessero almeno limitare i disagi in vista dell'alta stagione turistica. La chiusura forzata dell'area ha infatti ridotto drasticamente la possibilità di sosta, congestionando ulteriormente le strade circostanti. Residenti e visitatori si ritrovano quotidianamente bloccati in lunghe code tra deviazioni improvvisate e mancanza di alternative valide. Una situazione che penalizza anche le attività commerciali in un periodo in cui il paese dovrebbe mostrarsi nel suo volto più attrattivo e accogliente. Nonostante le segnalazioni pervenute dai cittadini e operatori economici, ad oggi non vi è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione comunale su tempi certi di intervento né su strategie per decongestionare il traffico urbano. A testimonianza del crescente malcontento nei mesi scorsi è stata anche protocollata una raccolta firme che chiedeva una gestione più ordinata e regolamentata del traffico lungo Corso Vittorio Emanuele, arteria centrale del paese, ma anche in quel caso tutto sembra essersi arenato nel silenzio. Nel frattempo la qualità della vita peggiora, il centro storico resta sotto pressione e cresce la frustrazione di una comunità che, pur mostrando senso civico e disponibilità al confronto, continua a non ricevere risposte concrete. In assenza di un intervento immediato, il rischio è che l'immagine turistica di Santo Stefano di Camastra venga gravemente compromessa insieme alla sua già fragile vivibilità quotidiana. E per lo sport vi proponiamo un'intervista ad Alfonso Cipolla. Riparte da dove aveva lasciato il cuore l'Akragas. Dopo aver contribuito in modo decisivo alla risalita in Serie D, oggi torna a vestire la maglia biancazzurra con l'obiettivo di rilanciare un progetto sportivo profondamente amato dalla città ma ferito dagli eventi della scorsa stagione. Vediamo Cipolla. Ho un sentimento particolare per questa maglia. Per me è stato molto doloroso come tutti gli altri tifosi dell'Akragas per quello che è successo l'anno scorso. Comunque ci avevo messo anche del mio per riportarla in un campionato dove penso che è il minimo che deve stare l'Akragas. Quindi ho sofferto insieme a tutti gli agrigentini. E ho accettato di tornare a casa anche per questo, perché mi sono ridato un'altra volta lo stesso obiettivo, quello di riportarla più in alto possibile, nella speranza che
ci si riesca a 360 gradi. Quello so che forse è la cosa più difficile che ci sarà, portare di nuovo tanta gente. Ci eravamo riusciti, dopo la delusione che c'era stata quando fu della Serie C, ci eravamo riusciti, c'era tanto entusiasmo, c'era tanta gente allo stadio. Ricordo ancora che quando abbiamo vinto il campionato 6-7 mila persone ed era qualcosa di stupendo. Noi sappiamo che dobbiamo fare parlare il campo, dobbiamo cercare di impegnarci ancora di più, perché vogliamo fare capire subito alla gente che, partendo dalla società, dal presidente nuovo, c'è voglia di fare qualcosa di importante e ce la metteremo tutta per riportarli di nuovo allo stadio e avere fiducia in noi. Ma guarda, le sensazioni devono essere positive, devono essere buone, bisogna appunto cercare di trasmettere all'ambiente questa sensazione, perché bisogna lavorare in armonia, bisogna lavorare tutti uniti. Abbiamo avuto un colloquio con il presidente, ci ha parlato della sua progettualità in questo percorso qua ad Agrigento, quindi vuole fare cose importanti e per noi questo è uno stimolo in più per cercare di metterci qualcosa in più in campo. È morto il colonnello Giuseppe Giovanni, figura di spicco della società e della cultura dell'Agrigentino. Fu anche consigliere comunale, punto di riferimento importante per il distretto militare di Agrigento. Si è distinto anche per un elevato tratto umano e per lo studio e la ricerca letteraria e archeologica. Alla famiglia Patrizia, attuale presidente dell'Iner Club, il marito Franco Vitellaro e il nipote consigliere comunale Pietro, giunga il sentito cordoglio della nostra emittente. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.